Buongiorno da Portoviro. È scoppiata una controversia tra la Proloco di Contarina, l'assessore Alessia Tessarin e quindi l'amministrazione Mantovan e il gruppo di minoranza capeggiato dall'ex sindaco Mauro Veronese. La polemica riguarda le offerte raccolte dai commercianti per sostenere gli eventi natalizi. Per questo il presidente della Proloco di Contarina, Claudio Mancin, ha voluto fare una conferenza stampa invitando la minoranza del comune di Portoviro per dare spiegazioni. Martedì 14 maggio 2024 il mondo locale di Portoviro apprendeva da una fonte giornalistica che la Proloco Contarina, per mezzo del suo presidente, si appropriava delle somme che i commercianti hanno consegnato su loro libera scelta, somme utilizzate per il pagamento dei fornitori e dei servizi per il Natale 2023. Questa cattiva informazione non corrisponde al vero. Quella cattiva informazione è il frutto di una campagna denigratoria avviata dall'opposizione consiliare, in cerca, a mio parere, di gossip e capace solo di offendere. Perché alcuni componenti della minoranza consiliare erano stati informati su loro richieste. Allegato, avete visto che vi sono le fatture per i pagamenti fatti e in sommatoria arriviamo ai 9.082 euro, consigliere Veronese, che lei citava, e le ricevute di cui eravate già a conoscenza, del documento e dell'importo che i commercianti, il comitato dei commercianti ha dato alla Proloco di Contarina. La ricevuta dell'importo ricevuto, la ricevuta dell'importo restituito perché era rimasto in sostanza in cassa, ok? E tutte le fatture, come vi ho detto, che hanno documentato tutti i passaggi. Dal canto suo, anche l'assessore Tessarin ha voluto spiegare il suo ruolo nella vicenda. È mio dovere intervenire. L'amministrazione in questa vicenda kafkiana non è entrata, non ha raccolto denaro, non aveva fatture da pagare a nome o per conto del comune con i soldi dei commercianti e non era neanche tenuta a sapere quanti commercianti hanno aderito e con quale cifra. Sono cifre per sentito dire, quindi io non lo so se le attività produttive qui sedute hanno partecipato o meno con gli 80 euro e si sono visti rubare, come hanno detto, i loro 80 euro. Non lo so. So per certo che c'erano dei rappresentanti dei commercianti, alcuni per la zona di Contarina, altri per la zona di Donada, che si sono prodigati portando via tempo alle loro attività per andare a raccogliere il denaro sul territorio. Denaro che i commercianti hanno volontariamente espresso di voler mettere per aiutare il progetto Natale, e il progetto Natale è stato illustrato da me, invitando tutti i commercianti. Ovviamente, come succede, si invitano tutti e poi ne partecipano 10, 15, 20, 18, non so quanti eravamo. Le persone che hanno partecipato a quella prima riunione sapevano benissimo che il denaro doveva essere gestito da loro e che non sarebbe passato per l'amministrazione. Il fornitore delle luminarie è il fornitore che hanno scelto i commercianti 3 anni fa, è il terzo anno che questo fornitore collabora nell'installare le luminarie e i commercianti sanno benissimo che con la quota importante, bella, generosa che hanno raccolto non si fa il Natale che Portoviro fa da 2 anni. La capogruppo di minoranza ed ex sindaco di Portoviro, chiamata in causa, ha voluto spiegare le sue perplessità. Attorno ai primi di aprile, che se non ricordo male, mi arriva una dichiarazione del comandante che mi dichiara che questi soldi sono stati raccolti e che l'assessore nella sua, perché mi scrive così, nella sua immensa bontà, proprio scritto così, ha deciso di regalare la Proloco di Contarina. Credo che il comandante possa aver scritto nell'immensa bontà della sì, guarda, se vuoi io ti ho lasciato parlare, però ti dico
l'ho anche pubblicato, quindi l'ho pubblicato, io ho sempre pubblicato tutto, e viene detto che è stata data la proloco di Contarina. Quindi io chiedo, scusate, perché la proloco di Contarina e non la proloco di Contarina e di Donada? E quindi, benissimo, faccio cose, e comunque il mio interlocutore è sempre Comune di Portoviro, e Comune di Portoviro continua a dirmi che non sa, perché non sa. A quel punto, l'ultima cosa, chiamo il revisore del conto. Mi scrive il revisore del conto, sono stato in Comune di Portoviro, le confermo che in Comune di Portoviro non ci sono pezze giustificative che legate a questi soldi raccolti spendendo il nome del Comune di Portoviro, quindi per me il problema rimane quello, non rimane altro. E comunque il comandante ha provveduto ad inviare tutto in procura. Questo mi viene detto il giorno 10 di maggio. Capiremo nei prossimi giorni se le spiegazioni hanno convinto la minoranza presente in Consiglio Comunale.